Allora, oggi vediamo una partita molto famosa di Bobby Fischer in cui ci insegna come sfruttare al massimo ogni piccola finezza e imperfezione dell'avversario. Quindi ci soffermeremo in particolare in quei punti in cui Fischer effettivamente ha dato prova del suo valore. Stiamo parlando della partita numero 6 del match mondiale disputato nel 1972 a Reykjavik contro Boris Spassky. Allora, in questa partita Fischer è il conduttore dei pezzi bianchi e apre con un'apertura inglese, un 1C4, uscendo in qualche modo dalla sua prediletta apertura di Re 1 e 4. E qui per trasposizione si entra in un gambetto di donna rifiutato, difesa ortodossa. Per trasposizione si intende entrare in un'apertura cambiando l'ordine delle mosse, il che può avvenire tranquillamente anche con un'apertura a reti. Questo per il fatto che sia l'inglese che l'apertura a reti con cavallo F3 alla prima mossa sono aperture molto versatili. A questo punto si sviluppano i cavalli, si sviluppa l'alfiere e Fischer fa questa mossa molto interessante. Fin da subito, infatti, è chiaro quale è l'alfiere buono e quale è l'alfiere cattivo per il nero e per il bianco. L'alfiere buono è quello che è stato per il nero, è quello che è stato appena sviluppato e la mossa di Fischer è molto chiara. Se il nero sposta il cavallo, Fischer può cambiare il suo alfiere cattivo per quello buono dell'avversario. Infatti, l'alfiere che ancora deve essere sviluppato in C8 si trova davanti a questa muraglia di pedoni e avrà difficoltà a essere sviluppato. Qui si continua con l'arrocco e 3 si dà aria all'alfiere in F1 che adesso è diventato alfiere buono perché si può muovere tranquillamente in parallelo alla diagonale formata da quella struttura pedonale che Fischer ha appena creato. Si cerca di scacciare l'alfiere rimane comunque sulla diagonale del cavallo e qui si entra con B6 in una variante nota della difesa ortodossa, cioè la variante Tartacover. Qual è lo scopo di questa difesa, di questa variante? Lo scopo è dare aria all'alfiere mettendolo in A6. Effettivamente nella casa di partenza non ha grande futuro, in fianchetto nemmeno e si può provare in A6 perché in quel caso mirerebbe sul pedone in C4 del bianco. Ma Fischer riesce subito a smontare il piano. Come? Cambia i pedoni al centro. Qui si dà via un po' di cambi, si cambia effettivamente l'alfiere buono per quello cattivo e ottiene questo pedone centrale. Questo pedone centrale ha la funzione di bloccare la visuale dell'alfiere, di un eventuale alfiere in fianchetto del nero. Preclude la possibilità di svilupparsi in A6 perché adesso c'è l'alfiere in F1 che controlla la diagonale e quindi l'unica sarà svilupparlo da qualche altra parte. Con la torre in C1 adesso si cerca di prevedere un po' i piani del nero perché se, se il nero vuole sviluppare comunque l'alfiere in fianchetto e non aver perso un tempo di base, bisognerà smontare il centro del bianco. E come? Con la spinta in C5, ma questa torre è lì proprio per bloccare questa iniziativa. Viene sviluppato l'alfiere e donna A4. Qual è l'idea? Fischer, già mettendo la torre in C1, ha previsto una necessità del nero. E qual è questa necessità? La necessità è di spingere il pedone in C5, no? Che di fatto è quello che poi avverrà, Fischer ci ha visto bene. Spingendo quel pedone, però, adesso avendo la donna in A4, quel pedone, una volta spostata la donna in A3, rimarrà inchiodato sulla donna dell'avversario. E in effetti è quello che accade. Quindi adesso quel pedone lì, che è stato spinto, sì è difeso, non è più arretrato, ma non si può muovere, altrimenti salta la donna. Oltretutto la donna è anche un attaccante, quindi Spassky provvede subito a piazzare una torre dietro al pedone per difenderlo. Questa è l'idea. Alfiere B5. Allora, notiamo come Fischer stia sviluppando i pezzi in modo da bloccare lo sviluppo dell'avversario.
Sta praticamente bloccando tutti i pezzi perché ha una catena pedonale al centro che è solida, no? La torre che è già sviluppata e quell'alfiere che la donna che inchioda il pedone, quell'alfiere che adesso preclude ogni possibilità al cavallo nero di svilupparsi perché chiude proprio le case, le sue case. Quindi si cerca di scacciarlo, ma è un tentativo vano perché qui l'alfiere non è minacciato. Se il pedone prende l'alfiere salta la torre, quindi è inchiodato anche lui. Quindi in questo modo Spassky ha aggiunto per ora un elemento di svantaggio. Si cambia il pedone e si arrocca. A 7, adesso la torre non è più inchiodata perché è difesa dalla donna, quindi effettivamente adesso l'alfiere è minacciato, quindi viene spostato. Qual è l'idea di metterlo in E2? L'idea è che una volta spostato il cavallo, questo alfiere potrà essere riciclato verso l'ala di re, no? Dove si nasconde appunto il re, quindi sarà sicuramente più utile. Viene sviluppato il cavallo. Allora, questa è un'imperfezione perché è vero che adesso Spassky ha spostato la torre in A7 e quindi prima la torre e la donna erano in comunicazione, ma adesso il pedone che si trova in C5 è nuovamente inchiodato perché il cavallo blocca la difesa della donna da parte della torre. Il pedone è nuovamente inchiodato e quindi è possibile fare questa mossa che minaccia l'alfiere e il pedone non può prendere, come abbiamo detto, il cavallo perché altrimenti salta la donna. La torre non può far nulla adesso. Quindi la donna si sposta e viene preso l'alfiere e si prende il cavallo. Ehm, Guardiamo un attimo la situazione, è chiara, il nero ha un buon centro, solido, però il bianco è molto avvantaggiato nello sviluppo. Tutti i pezzi puntano verso l'ala di re e sono coordinati soprattutto. E4. Allora l'idea è semplice, no? Ci sono due possibilità. La prima va scartata subito, cioè l'idea del cambio. Il nero non può cambiare perché altrimenti si trova a 3 pedoni isolati di cui 2 doppiati. Bruttissimo da vedere e grande svantaggio. Quindi rimane soltanto di spingere il pedone. Ma questi pedoni non potranno andare lontano perché c'è la donna, c'è l'alfiere sulla diagonale, c'è anche la torre, quindi non c'è, Fischer qui non si preoccupa di questa eventualità e preferisce avanzare il proprio pedone in F4, cercando di guadagnare spazio e iniziando a infastidire e a precludere altre case dello sviluppo del nero. La torre si sposta dall'attacco alla GX e viene spinto il pedone. Anche qui un'idea molto interessante. Perché non spingere in F5? Perché se Fischer avesse spinto in F5 avrebbe dato la possibilità a Spassky di cristallizzare questa struttura centrale di pedoni avanzando il pedone in E5, così invece quel pedone adesso rimane là in E6 e non si può più muovere. La torre si sposta, cerca di dare un po' di fastidio in settima. Alfiere in C4. L'idea è semplice, anche qui però è sottile. L'idea è far fuoco sul pedone e notare che anche la donna in A3 presto andrà in H3 e farà fuoco insieme all'alfiere sullo stesso pedone e fare un attacco a raggi X al re, il quale si sposta subito infatti. Donna H3 come detto, il cavallo va in F8, qui non serve a niente di base, ma è una mossa propedeutica perché presto andrà in H7 e vedremo per quale motivo. B3. B3 è, B3 è una mossa che in qualche modo chiude l'ala di donna perché questa struttura pedone-alfiere sappiamo essere fortissima, invalicabile perché sono pezzi che si difendono a vicenda, quelle torri lì non avranno futuro. Spassky cerca di avanzare il pedone per rompere questa catena, ma Fischer sa che ci vorrà ancora un bel po' di tempo, quindi non se ne preoccupa e avanza il pedone. Viene cambiato, sviluppo della torre. Notare come i pezzi del bianco sono sempre più vicini al re e coordinati tra di loro.
E qui finalmente il cavallo va in H7. L'idea qual è? Adesso la torre si è spostata, è andata in F5, Fischer si riserva la possibilità di raddoppiare o addirittura di formare il cannone di Alekhine con la donna in H3. E l'idea è che una volta raddoppiate le torri, una torre può andare in settima e prendere di infilata donna e torre, no? Quel cavallo è lì proprio per bloccare quest'idea, perché se la torre va in F7 c'è subito cavallo G5 che dà doppio a donna e a torre, e qui il nero esce con una qualità in più. Fischer effettivamente raddoppia, si sposta la donna, donna G3 per evitare del fastidio da parte di quel cavallo. Il nero cerca di fare pressione su quel pedone passato, qui sono comunque mosse abbastanza normali, e qui un'altra mossa molto interessante, H4. L'idea è bloccare e chiudere il cavallo. Il cavallo adesso non ha praticamente vie di sviluppo, è cristallizzato lì, è fossilizzato in quella casa e sarà difficile svilupparlo. Notare anche qui come i pezzi siano sempre più coordinati e volti a soffocare i pezzi del nero nelle prime traverse, no? Che non hanno praticamente modo di coordinarsi tra loro in modo utile. Le due torri si mettono in comunicazione e viene spinto il pedone, tanto è difeso dall'alfiere, quindi non c'è problema. E sarà pure un'arma utile per dare uno scacco di scoperta con l'alfiere. Notare che l'alfiere punta a raggi X in G8. La torre si sposta, donna E5. Donna E5 è lì perché inchioda il pedone sul re, aggiunge un difensore al pedone, perché presto la donna del nero andrà in E8 per aumentare l'attacco, e infatti così avviene. A4 serve semplicemente a fermare i pedoni di donna chiudendola definitivamente. La donna si sposta, torre F2, la donna si sposta, torre F3, la donna si sposta. Qui Fischer ha appositamente perso del tempo, cioè ha fatto perdere del tempo al nero, perché così facendo adesso la donna si trova in D8 e non in E8, così il pedone, il suo pedone passato, quello del bianco, è ben difeso e ha soltanto un attaccante, cioè la torre. Questa è l'idea. E così facendo, avendo soltanto un attaccante, la donna basta e può spostare l'alfiere in D3. Vedremo perché. Perché Fischer prevede adesso la donna in E8, ma qui si può tranquillamente, con un giochetto tattico molto interessante, si può rimettere la donna in E4. Qual è l'idea? È vero, il pedone passato è difeso solo dalla donna ed è attaccato da torre e da donna del nero, ma se la torre prende quel pedone che è avvelenato, accade che Fischer può sacrificare le due torri, no? Torre F8 prende di donna, si prende la donna, scacco, prende di cavallo, oppure anche viceversa, ma salta comunque qualcosa, e poi si dà matto con la batteria alfiere donna in H7. Questa è l'idea, che Fischer ovviamente aveva previsto già quando ha fatto torre F2 e poi torre F3 perdendo due tempi. Il cavallo si sposta, viene sacrificato e si guadagna spazio e sviluppo. Il re si sposta, il pedone, l'alfiere si rimette in C4. L'idea qual è? Adesso la torre e l'alfiere basterebbero già per mettere in seria difficoltà il re nero, e se la torre si sposta da E7, avanzando il pedone si garantisce uno scacco di scoperta che può risultare fatale. E infatti il re si sposta, e qui con F4 Spassky si arrende, perché l'alfiere, è vero, raggi X preclude già una possibilità di sviluppo, di difesa, diciamo, del re nero in G8, e se la donna del bianco va in H6 da scacco, poi si deve spostare la torre, ma si avanza il pedone, si danno scacchi di scoperta, e qui addirittura in una di queste varianti
il bianco se ne esce con 2 donne e quindi riuscendo a promuovere il pedone, quindi Spassky qui fa bene ad arrendersi perché la partita effettivamente è persa.